Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto usato all'interno della cultura napoletana per indicare un po' tutto. Ed è il termine in questione cazzimbocchio. Allora, con il termine cazzimbocchio in teoria si designerebbero solo i sanpietrini di forma troncoconica che si trovano su molte strade del ciottolato napoletano. Ma con il passare del tempo, con il termine cazzimbocchio si è andato a descrivere praticamente un po' tutto, soprattutto una cosa di cui non sai qual è il vero nome. È un cazzimbocchio. Per quanto riguarda l'origine, una parte vorrebbe che il termine cazzimbocchio derivasse dal tedesco, da Katzenkopf, cioè a forma di testa di gatto, per indicare che la forma di questo nel San Pietrino. In realtà l'origine più probabile è dall'italiano, dal cazzibocchio o cazzibò, che era proprio il San Pietrino che utilizzavano i mastri pietrai per pavimentare le strade. Quindi dovrebbe derivare principalmente dall'italiano, non dal tedesco. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice a Napoli, ciao burino!